È in programma questa sera presso la parrocchia di Santa Rosa, sita al Villaggio Mosè, la rappresentazione Le voci dei personaggi della Passione di Cristo con testi e regia di Angelo Cinque, rappresentata dall'Associazione Culturale Concordia. Non un semplice racconto, ma un viaggio introspettivo nel cuore dell'uomo tramite le voci dei personaggi che riescono a trasformare l'evento del Golgota in un potente dramma corale, dove i protagonisti non sono icone distanti, ma specchi delle paure e dei desideri dell'allora società e dell'attuale. Una produzione che si staglia come un'operazione di scavo psicologico e spirituale di rara intensità, non una semplice rievocazione storica o una liturgia drammatizzata, ma un vero e proprio dispositivo di indagine sull'animo umano e i suoi travagli. In un'epoca di indifferenza sociale, quest'opera trasforma il Golgota in un tribunale della coscienza contemporanea. Il testo lancia un messaggio sociale potentissimo: l'errore non è la fine, e lo fa percorrendo un itinerario che parte dal buio del tradimento e della morte per approdare alla speranza che non muore. Contenuti che sfidano il tempo e dimostrano come in un mondo che corre bisogna fermarsi e riflettere su come nel silenzio che ne deriva l'eco di quelle voci continui a vibrare, ricordandoci che la storia più importante è quella che si scrive ogni giorno nel segreto del cuore umano. L'amore che hai donato, hai guarito i malati, hai sollevato chi era caduto, hai parlato di misericordia a chi conosceva solo condanna. Eppure ti vedo condannato come un colpevole. Figlio mio, se potessi prendere io il tuo posto, lo farei senza esitare. Se potessi portare io quella croce, lo farei con tutte le forze di madre.